Ciao a tutti ragazzi, bentornati sul nostro canale. Ebbene sì ragazzi, c'è a Napoli un ritorno di fiamma inaspettato, un rinforzo a sorpresa per il nostro allenatore che stravede per questo giocatore. Il mercato del Napoli, come sapete, come vi abbiamo detto già più volte, non si è mai fermato e questo ha portato l'accelerare di questa trattativa, un nome sul quale Manna ha lavorato a fari spenti e che potrebbe veramente essere un rinforzo di spessore per il nostro Napoli. Ma vediamo in questo video tutte le ultime mosse di mercato del nostro Napoli. Prima brevemente vi ricordo di iscrivervi sul nostro canale, signori di Napoli, il canale dedicato a tutte le ultime news di mercato e non direttamente sul nostro Napoli. Per il calciomercato del nostro Napoli le ultimissime notizie arrivano già nel primo giorno ufficiale di trattative. Con un primo posto da difendere, gli azzurri non potranno sbagliare assolutamente, ragazzi, le prossime mosse per rinforzare la rosa. Antonio Conte ha chiesto calciatori utili, affamati e una profondità tale da poter mantenere un livello altissimo, soprattutto negli allenamenti, fino alla fine del campionato. Con 20 partite da giocare ancora non ci si possono permettere errori gravi, tantomeno quello di abbassare il livello di concentrazione. Per queste ragioni il direttore sportivo Giovanni Manna si sarebbe messo già all'opera per trovare i nomi giusti utili alla causa napoletana. Da registrare sicuramente la trattativa che ha un po' stupito tutti nelle ultime ore, ovvero quella del sorpasso del Napoli sulla Lazio per il centrocampista Fazzini. Ma attenzione ragazzi, perché per il nostro centrocampo non è l'unico nome circolato in queste ore. A riportare un'incredibile indiscrezione di calciomercato è il noto esperto Alfredo Pedullà, che tra i suoi profili social ha rilanciato un clamoroso nuovo interesse da parte del Napoli nei confronti di Gabri Vega. Impossibile dimenticare la telenovela che accompagnò il club del patron De Laurentiis per tutta l'estate del 2023 e che a colpo, ricorderete bene, praticamente ultimato, contratti pronti, portò ad una svolta folle con il calciatore che preferì trasferirsi in Arabia Saudita. Sembrava fatta per lo spagnolo che a soli 21 anni scelse addirittura di dire addio al calcio europeo per provare l'esperienza nella Saudi Pro League. Da quel giorno è trascorso poco più di un anno e con l'Al-Ahly il classe 2002 non si è tolto chissà poi quali soddisfazioni. Infatti non ha conquistato alcun titolo, né il campionato né la Coppa Nazionale, tantomeno la Champions League asiatica. In termini realizzativi il giocatore ha segnato appunto 8 gol e 5 assist in 39 presenze, non tantissimi se pensiamo appunto al livello di Lega. Quest'anno è partito bene, è partito meglio il giocatore, dato che ha già raggiunto quota 4 reti, pareggiando quanto fece in tutta la scorsa stagione. Però i suoi rapporti con il campionato arabo in verità non sono mai decollati, sono sempre stati un po' non sono stati così idilliaci. Da qui ecco l'ipotesi di un addio imminente. Le voci di una sua rescissione contrattuale tra Vega e l'Al-Ahly però sarebbero già sfumate. Il calciatore dovrebbe rimanere in Arabia almeno fino all'estate e sarebbe quello il momento in cui il Napoli vorrebbe tornare prepotente sul giocatore. Secondo quanto riporta sempre lo stesso Pedullà, il direttore sportivo Manna sarebbe intenzionato ad aprire i dialoghi seri per la prossima stagione. Quindi ragazzi, Fazzini ormai praticamente addirittura d'arrivo, Vega prenotato per la prossima stagione. Attenzione perché ovviamente Conte aspetta una punta e un altro centrale. Vedremo se sarà Danilo oppure se sarà un altro nome che sbucherà nelle prossime ore. In ogni caso ragazzi, attivate la campanella delle notifiche perché saremo pronti a darvi tutti gli ultimi aggiornamenti di mercato sul nostro Napoli. Ciao ragazzi, ci vediamo al prossimo video.